Convegno di medicina all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, focus sul trattamento precutaneo delle valvole cardiache. Lei è responsabile scientifico, Corrado Tamburino, ci spieghi quali sono i vantaggi di questo trattamento? Sì, qui oggi ad Agrigento ospiti del dottore Caramanno, che è il primario della cardiologia. Parliamo del trattamento con catetere a paziente sveglio o in breve anestesia delle valvole cardiache, in particolare della valvola aortica e della valvola mitrale. Si tratta di terapie assolutamente innovative che consentono di evitare l'intervento cardiochirurgico laddove questo è considerato ad alto rischio. La sostituzione valvolare aortica chirurgica oggi viene quasi esclusivamente sostituita dall'impianto con catetere della valvola nei pazienti anziani o nei pazienti in cui il rischio cardiochirurgico supera il 3%, essendo questa una metodica, quella con catetere, che si esegue a paziente sveglio, durata 45-50 minuti, con un rischio inferiore all'1% e con una dimissione che nel 60% dei casi avviene entro 3 giorni. Quindi si capisce bene come questa tecnica sia altamente innovativa e soprattutto ben accettata dal paziente, visti anche i risultati immediati a medio e lungo termine. Lo possiamo definire una giornata conoscitiva non solo per i medici, dunque anche per i pazienti? Assolutamente, è un dovere nostro quello di divulgare queste nuove tecniche che devono essere eseguite solo in centri che hanno una cardiochirurgia in sede. Attualmente Catania è il primo centro nazionale per numero e per durata e tipologia di interventi e assieme alla valvola aortica ripariamo anche la valvola mitralica quando è insufficiente nei pazienti con scompenso cardiaco. Ed è questa una terapia anche innovativa, sebbene di difficile esecuzione tecnica, va eseguita in anestesia generale perché sotto guida dell'ecografia transesofagea che necessita che il paziente sia sedato per evitare lo stimolo del vomito, e anche questa è una terapia a bassissimo rischio con rapidissime dimissioni e con risultati sorprendenti perché migliorano la qualità di vita del paziente che altrimenti è obbligato a assumere diuretico in abbondanza invece o a stare a letto, a dormire seduto sulla sedia o con 4-5 cuscini, e che invece vede migliorata la sua qualità di vita in maniera sorprendente sin da subito dopo l'intervento. Si avvia con oggi dunque una collaborazione tra il polo di Agrigento e quello di Catania? Assolutamente, è fondamentale. Col dottore Caramanno già da tempo abbiamo una collaborazione stretta che ci consente di poter avere un interscambio bidirezionale dei pazienti, anche perché qui ad Agrigento alcune tecniche, non quelle che riguardano le valvole cardiache, ma altre strutture cardiache, sono oramai efficacemente effettuate dal dottore Caramanno e dalla sua equipe da tanto tempo. La cardiologia interventistica in questi ultimi anni ha fatto passi giganti, diciamo, rubando per certi versi il lavoro ai cardiochirurghi. Il professore Tamburino, che rappresenta sicuramente uno dei massimi esperti non soltanto nazionale ma a livello internazionale, ha una grandissima esperienza per quanto riguarda l'impianto di valvola aortica percutanea e della correzione della valvola mitrale senza intervento chirurgico, con risultati che sono eccezionali.